Francesca Gislon, avvocato, si candida a sindaca di Padova. È sostenuta dal gruppo Orizzonti, ideato e capeggiato da Marco Carrai, ex assessore comunale ed ex marito della Gislon. Attiva nel volontariato come presidente del Centro Veneto Progetti Donna, è consapevole di affrontare un'avventura, ma dice possiamo farcela. Perché abbiamo impiegato questi anni in un progetto di ascolto della città e di elaborazione di quelli che sono insomma, i nostri progetti, le nostre idee, e quindi ritengo che sia corretto portarli avanti. Il direttivo insieme ha preso questa decisione. Alle comunali del 2017 il gruppo Orizzonti sostenne la candidatura di Arturo Lorenzoni. Alle prossime correrà da solo con candidata la Gislon. Con quale programma? È un programma incentrato, guardate, sulle persone, su una politica di intervento mirato, concreto, anche sulla base della mia esperienza in tutti questi anni, sulla tematica della violenza contro le donne, perché è una tematica che non si esaurisce all'interno di una famiglia, che è presente in moltissime famiglie e che crea poi dei portati sociali che noi dobbiamo affrontare, e in questo intendo anche una formazione perché non succedano certe cose. Poi c'è il nostro cavallo di battaglia di alcuni dei miei colleghi consiglieri, che è l'innovazione e l'inclusione, che comunque è una cosa bellissima, e poi per noi un altro punto importante è quello dei rapporti con l'università e di un implemento di questi rapporti di iniziative rivolte soprattutto ai ragazzi. Un'attenzione particolare alle persone e ai problemi sociali, urgenti e futuri. Quindi una politica mirata per le esigenze di questo periodo storico che stiamo vivendo, ma anche con una prospettiva futura, perché secondo me questo è il compito di un'amministrazione anche comunale.